Crolla il mercato di auto nuove, sale del 2% quello delle auto usate. Passa anche per uno status symbol come il veicolo La Crisi targata a Veneto nel 2013. Nonostante il Veneto stia meglio della media nazionale e province come Padova e Belluno abbiano un reddito pro capite di oltre 20.000 euro l'anno, anche nella nostra regione le famiglie e i consumatori hanno fatto bene i conti con un netto taglio delle spese. Crolla il mercato del mobile, inferiore di oltre 5 punti rispetto al 2012. Meno peggio grazie agli incentivi statali di elettrodomestici, dove si registra un dato in leggera ripresa rispetto all'anno precedente. Segno meno per l'elettronica di consumo, l'unico a reggere la crisi è il settore IT, computer e smartphone in testa. Quello che rileviamo è che l'informatica e la telefonia continuino a crescere nel Veneto e nel resto dell'Italia, nonostante il contesto di crisi perdurante. Questo perché il consumatore oggi tende sempre di più a mettere al primo posto tra le proprie preferenze non beni costosi come l'auto o la moto, ma beni tecnologici come il tablet o lo smartphone, che oggi rappresentano sempre di più un acquisto consolatorio. 83 veneti su 100, secondo i dati raccolti dall'Osservatorio sui beni durevoli, hanno cambiato il loro stile di vita, stop a viaggi, vacanze, pranzi e cene fuori, ma anche ad abbigliamento, calzature e generi alimentari. Perché la gente non ha più soldi da spendere, si fa fatica ad arrivare a fine mese, i soldi, gli stipendi sono sempre meno e la gente ha meno soldi in tasca da spendere. C'è poca liquidità che gira e la crisi la segniamo tutti. Un po' di ottimismo o no? Sì, se cambiassero un po' le leggi. Se cresce seppur di poco il reddito medio pro capite a Padova, cala in tutte le altre città da Belluno a Venezia con perdite maggiori a Treviso e Rovigo. Guardando al futuro i veneti sono sempre più certi di poter fare affidamento solo sulle loro forze, convinti che istruzione e innovazione siano una risorsa. Alla politica chiedono più equità, tutela dei più deboli e delle aziende in difficoltà.